Si apre con prospettive rosee il 2019 per il comune di Porto Empedocle, come ci afferma il sindaco della città Ida Carmina. Per la prima volta la città di Camilleri ha un riferimento nazionale nel governo di Roma e nei suoi parlamentari. Siamo stati attenzionati, dice Carmina, ricevendo anche un grande supporto. Un emendamento della finanziaria esce addirittura con il nome di Porto Empedocle, con delle anticipazioni finanziarie regionalmente anche per gli stipendi dei nostri dipendenti, non solo valevoli per la città di Catania. Un ristoro arriverà anche per l'accoglimento dei migranti per via del porto punto di sbarco con Lampedusa e anche per il rifacimento degli edifici scolastici in arrivo 100.000 euro da spendere al più presto. Questa volta finalmente noi abbiamo ricevuto un accredito rispetto a quelli che sono i bisogni della nostra città, tanto che un emendamento della finanziaria proposta dal governo esce proprio col nome di Porto Empedocle. Grazie a questo noi potremo ottenere delle anticipazioni di liquidità speciali che consentiranno di superare la situazione di sofferenza del nostro comune. Non solo, anche a livello regionale è stata fatta la battaglia in merito agli stipendi dei nostri dipendenti, perché non era giusto fossero attenzionati solo quelli delle grandi città come Catania, per cui anche lì noi abbiamo avuto l'opportunità, grazie alla battaglia appunto dei nostri deputati, di chiedere alla Regione che dessero un contributo per gli stipendi dei dipendenti e inoltre, e questa è proprio stata un'ulteriore battaglia dei nostri deputati regionali, abbiamo avuto la possibilità di essere inseriti nel novero dei porti che ricevono un ristoro per il fatto di essere punti di sbarco dei migranti, perché evidentemente non soltanto le città di Lampedusa e Pozzallo in Sicilia andavano attenzionate, ma anche una città come quella di Porto Empedocle, che in effetti è il primo punto di approdo del grande continente europeo. Le prospettive si aprono in modo positivo. Ora cominceremo a raccogliere i frutti e di recente appunto a Roma abbiamo avuto anche la possibilità in un incontro con il sottosegretario Laura Castelli, che poi materialmente si occupa del bilancio dello Stato per quel che riguarda gli enti locali, per poter interagire con lei e dire ciò che serve effettivamente agli enti locali. Lei fra l'altro si sta occupando anche della riforma del TUEL, della riforma della normativa degli enti in dissesto e predissesto. Abbiamo avuto la possibilità di dire quali erano le difficoltà e le cose da attenzionare e parlare della situazione degli enti locali in generale d'Italia, perché erano presenti anche altri sindaci. Fra l'altro ora recentissima pure con la finanziaria è l'attribuzione di possibilità di finanziare opere relative alle strade, la messa in sicurezza delle scuole e al comune di Porto Empedocle sono stati finanziati 100.000 euro, quindi non possiamo che ringraziare l'attenzione che dedica questo governo anche ai piccoli comuni che in precedenza erano un po' messi da parte, perché si puntava molto sulle grandi città eccetera eccetera, invece proprio sono stati dati per esempio 100.000 euro ai comuni con 20.000 abitanti, fra l'altro da spendere entro i primi mesi dell'anno, quindi immediatamente ci mettiamo all'opera per poter fare delle opere che siano a beneficio delle nostre collettività.